Sicurform Veneto, ente per la formazione, la salute e la sicurezza delle imprese e dei lavoratori del settore edilizia ed affini, ha coinvolto oltre 170 studenti degli istituti tecnici e professionali della provincia di Treviso in un incontro formativo dedicato alla sicurezza nei cantieri per sensibilizzare le nuove generazioni sul valore della prevenzione e della sicurezza nel mondo del lavoro, con un focus sul comparto edile. Dobbiamo sensibilizzare soprattutto e cominciando anche dai giovani, perché l'aspetto sicurezza è una cosa fondamentale. Dobbiamo sensibilizzare prima di tutto la committenza, dobbiamo sensibilizzare i progettisti, chi segue la sicurezza nei cantieri, chi fa il responsabile della sicurezza. La tecnologia sicuramente può aiutare. Oggi abbiamo fatto una presentazione di nuovi macchinari tecnologicamente avanzati e logicamente dobbiamo tener conto che prima di tutto, come discorso intelligenza artificiale, prima di tutto non va sostituita ovviamente all'intelligenza delle persone. Noi in questo momento stiamo agendo con vari soggetti per dare una mano alle nostre imprese. Durante l'incontro gli studenti hanno toccato con mano tecnologie che già oggi vengono utilizzate nei cantieri, come protezioni per il lavoro in quota messe a punto da Dainese, esoscheletri per la riduzione dei rischi muscoloscheletrici studiati da AZ Solution SRL Comau, droni di Adifly per monitorare la sicurezza e robot quadrupedi per l'ispezione degli ambienti di lavoro progettati da Campus Store. Oggi si parla di sicurezza e si parla di innovazione perché le cose vanno di pari passo. L'intento di questa iniziativa oggi è quella di coinvolgere i giovani, che sono appunto il nostro futuro, se non già presente, i nostri giovani, perché possano loro recepire questo cambio di mentalità che è assolutamente necessario se vogliamo invertire il trend negativo che ci vede purtroppo coinvolti. Il settore sta vivendo profonde trasformazioni. Gli strumenti tecnologici d'avanguardia possono migliorare la qualità del lavoro, ridurre i rischi e offrire nuove opportunità occupazionali, soprattutto per i giovani. Bisogna lavorare tantissimo sui giovani, sulle nuove generazioni, sui ragazzi, e questo è il lavoro che fa il sistema Formedil a livello anche territoriale, quindi oggi con Sicurform Veneto tutte le scuole edili industriali del territorio, e questa è l'unica maniera secondo me per instillare la cultura della sicurezza, che non può essere distinta dalla cultura del lavoro. Purtroppo quando si parla di sicurezza se ne parla sempre in seguito a un incidente o un'attività drammatica. Questa volta grazie a Sicurform Veneto si entra in un ambito antecedente, quindi ci si rivolge a una platea più importante, quella dei giovani e degli studenti. Processi educativi che guardano agli aspetti della salute e della sicurezza nelle diverse fasi della crescita evolutiva dei ragazzi li porteranno a diventare lavoratori, dirigenti, imprenditori, coordinatori della sicurezza. L'evento di Sicurform Veneto ha permesso loro di toccare con mano come la tecnologia possa diventare un alleato prezioso per la sicurezza nei cantieri.